Sono Romano Cornale, testimone espiatore per l'Italia dell'Agostino Brauerei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenberg. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzata in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Gli scenari della Prima Guerra Mondiale attraverso i percorsi montani della memoria nel comprensorio vicentino tra storia e turismo. In un itinerario che facciamo partire dal sacello ossario del Pasubio, facilmente raggiungibile da Vicenza, direzione Schio. Tale monumento, iniziato nel 1920, è stato inaugurato il 29 agosto del 1926. Nella cripta sono raccolti i poveri resti di 70 decorati al valor militare. Successivamente, nel 1952, fu tumulata la salma del maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi, comandante della Prima Armata dal 9 maggio del 1916 fino alla vittoriosa conclusione del novembre del 1918. Sempre all'interno del monumento riposano 5.015 caduti italiani, di cui 3.400 rimasti ignoti, provenienti dai cimiteri di guerra della zona del Pasubio. Inoltre sono raccolte le spoglie mortali di 60 caduti austro-ungarici. Il sacrario, alto 35 metri, posto a 1.217 metri sul livello del mare, fa godere di un panorama sui monti circostanti e sulla pianura veneta fino a Venezia. Il manufatto, opera dell'architetto Ferruccio Chemello, nato a Sestri Levante nel 1861 da famiglia vicentina, muore a Montecchio Maggiore nel 1943. Nel basamento si può ammirare il portoncino in ferro battuto, opera del veneziano Umberto Bellotto, mentre le decorazioni sono del maestro fiorentino Tito Chini. Sempre nel piazzale antistante al monumento si può visitare il Museo della Prima Armata, dedicata ai soldati. Il museo rappresenta un'importante testimonianza sull'equipaggiamento e accessori in dotazione alle nostre truppe.
Il Monte Pasubio, noto per l'importante rete di mulattiere e di sentieri ed un'ardita strada delle gallerie che avvolge l'intero massiccio. Le 52 gallerie del Pasubio furono costruite tra il marzo e dicembre del 1917 dalla 33esima Compagnia Minatori del V Reggimento del Genio, sotto la guida dell'ingegner Giuseppe Zappa. Il sentiero parte da 1216 metri di Bocchetta Campiglia e giunge ai 1928 metri di Porte del Pasubio. I 6330 metri del sentiero si pregiano di ben 2300 metri di gallerie. Confinante con la zona del Pasubio si può ammirare Recoaro Terme, notissima cittadina turistica dove il visitatore può fruire delle favolose offerte turistiche. Qui si possono visitare le trincee del Monte Civilina, dove nell'estate del 1916 i reparti del Genio Militare diretti dal generale Graziani, aiutati da numerosi civili, tra cui uomini, donne e bambini, realizzarono un imponente fronte di sbarramento al nemico per proteggere la linea delle creste montuose della catena delle Tre Croci, passando per Campogrosso fino al Pian delle Fugazze. Ed anche qui si può ammirare il museo dedicato alla vita del soldato della Grande Guerra. Andando verso nord si può visitare Forte Campomolon, fortificato sull'ex confine austriaco a quota 1853 metri, il quale separa gli altipiani dei Fiorentini e di Tonezza. La ricostruzione per metà in roccia e metà allo scoperto esprime buon pregio architettonico, data anche dalla galleria tubolare. Resta intatto il fascino del forte anche sul tetto, sul quale si possono ammirare le trincee, con scalinate che convergono nelle camerate interne a protezioni delle polveriere ricavate nei sotterranei. Seguendo una strategia bellica a favore di chi vuole visitare i siti della memoria, ma anche godere di situazioni geografiche di grande fascino, ci si incammina verso Cima Alta Vaccarese, sul Monte Novegno, dove si può visualizzare la strategica posizione di dominanza verso la pianura vicentina, quale in effetti divenne durante la Strasspedition nella primavera del 1916. Dopo il ripiegamento delle truppe austro-ungariche, i reparti italiani iniziarono i lavori per una intensa locazione difensiva. Più a sud, in località Fusine, si può apprezzare il centro di rappresentazione museale in un percorso didattico ben costruito e di facile interpretazione. Proseguendo la nostra passeggiata, poco più a nord si incontra il paese di Tonezza del Cimone. Centro questo che ospita il Sacrario del Cimone, il quale venne eretto per dare degna sepoltura ai fanti del 219° Battaglione Fanteria Brigata Sele, morti il 23 settembre 1916 in seguito al brillamento di una mina austriaca sulla sommità del Monte Cimone di Tomezza. Da questa zona la passeggiata continua in un susseguirsi di cime, vegetazioni, colori sempre in movimento, silenzi interrotti soltanto dalle voci del bosco, così soavi e tranquillizzanti.
Una passeggiata che ci porta nei pressi del Monte Cengio, il quale accoglie uno dei percorsi più significativi ed evocativi delle operazioni belliche dei luoghi montani. Poco lontano si può raggiungere Forte Corbin, presso il comune di Roana, cittadina montana che nella frazione di Canove accoglie il Museo Storico della Guerra 15-18. Strumenti questi che bene fanno apprezzare gli sforzi eroici dei nostri soldati impegnati a contrastare le avanzate nemiche. Patrimonio visivo da consegnare alle nostre future generazioni. Passeggiando in direzione est possiamo incontrare Forte Campolongo, realizzato tra il 1912 ed il 1914 a strapiombo sulla Val d'Astico. Forte Campolongo, gemello del Verena, è sicuramente uno dei siti meglio conservati dal tempo. Attualmente, nei pressi del forte termina uno dei percorsi dei Sentieri della Pace, che dalla vicinissima piana del Vezena, in territorio trentino, attraversa in direzioni opposte all'altipiano. Lasciando Forte Campolongo, nel comune di Rozzo, la nostra escursione prosegue in direzione di Roana, dove dimora il Forte Verena. Tale manufatto è sicuramente uno tra i siti più noti della Prima Guerra Mondiale. Si narra che nei primi giorni del conflitto riuscì ad infliggere notevoli danni alle fortezze austriache nella piana del Vezena. In seguito la controffensiva austriaca, più precisamente il 12 giugno 1915, mise fuori combattimento il forte con un pesante colpo di granata sparato dalle posizioni austriache dalla costa alta. Tale offensiva causò la morte di 44 artiglieri. Per chi ha la fortuna di visitare il forte potrà ammirare un sito di pregevole stile architettonico. In più, il panorama che offre ci fa ruotare di 360 gradi, dandoci una visuale da nord a sud, da est a ovest, regalandoci un'immagine d'insieme dello scenario bellico della Grande Guerra. Oggi la Val Verena ospita una delle tante piste da sci che fanno da controaltare alla drammaticità della Prima Guerra Mondiale. La nostra passeggiata turistica della memoria ci porta nella cima simbolo della montagna, Asiago, la capitale dell'altopiano e tra le città turistiche più famose ed apprezzate del mondo. Da qui ergono piste da sci, fondo, campi da golf, maneggi e tantissime altre offerte apprezzate dai molti turisti che qui soggiornano sia d'estate che d'inverno. La nostra visita continua sul sacrario militare del Leiten, dove nel lungo viale di fronte al sacrario stesso nel 2006 gli alpini si radunarono in sfilata per la 79esima adunata. Eretto tra il 1932 ed il 1936 sul colle del Leiten, l'omonimo sacrario militare venne inaugurato alla presenza di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III il 17 luglio del 1938. Il sacrario, opera dell'architetto Rossato, accoglie all'interno le spoglie mortali di 33.086 caduti italiani e di 18.505 caduti austro-ungarici, tutti provenienti dai campi di battaglia e dai cimiteri di guerra. Le sale del sacrario ospitano anche il Museo della Grande Guerra, il quale esibisce molti reperti bellici ed espone un'accurata documentazione fotografica. I corridori perimetrali ed assiali conducono ai loculi dei caduti. Sempre all'interno del sacrario riposa il sottotenente Aldo Ferrero del battaglione alpino Valdora, protagonista della battaglia sull'Ortigara. Poco più a nord, tra Campo Rovere e Asiago, si trova Monte Interrotto, qui il forte che ne prende il nome. La struttura del forte viene costruita nella metà dell'Ottocento ed è una tipica costruzione di concezione medioevale. Analizzando con attenzione la costruzione ci si accorge che assomiglia più ad un castello che ad un forte. Tale affermazione trova conferma dalla progettazione, la quale fa emergere come esso non sia costruito per resistere ai colpi dei giganteschi obigi messi in campo durante la Prima Guerra Mondiale. Tale forte non ha avuto nessun ruolo durante il periodo bellico, semmai è stata utilizzata come caserma di punto di osservazione verso le piane delle prime linee delle fortezze del Verena.
La storia di questo castello è particolarmente singolare. Durante l'avanzata austriaca è stato abbandonato dalla guarnigione, quindi riutilizzato dalle truppe austro-ungariche come posizione strategica di osservazione. Percorrendo il nostro tragitto attraverso i siti della memoria ci addentriamo nella zona dell'Ortigara, percorsi questi di un tale impatto emotivo che ti scuotono emozioni di diversi tipi. Tali pensieri spaziano tra i campi di battaglia alle emozioni vissute da quei poveri giovani soldati che affrontavano una guerra cruenta, sentimenti che contrastano agli emozionanti scorci naturalistici, i declivi, le vallate e le cime, paesaggi che ti lasciano strozzati da una emozione forte e contrastante. Da qui ci si può avvicinare comodamente fino al parcheggio di Montelozze, in comune di Enego, una tra le più belle passeggiate che si possono compiere tra i sentieri montani e i siti storici. Attraverso sentieri e panorami mozzafiato si raggiunge il Monte Lozze, importante caposaldo della linea di massima resistenza italiana. Il monte gode di una posizione strategica, infatti consentiva un insuperabile osservatorio per dirigere i tiri delle artiglierie contro le posizioni austriache dell'Ortigara. Il forte è magnificamente conservato e arricchito da camminamenti protetti che collegano le linee avanzate del vallone dell'Agnellizza e a sud dei Campi Luzzi, con le retrovie logistiche. Poco prima di raggiungere la fortificazione del Lozze possiamo ammirare la chiesetta con accanto una costruzione dove all'interno si possono trovare residuati bellici ed ancor più importante, un sacello, dove i turisti possono deporre i resti dei poveri soldati che si possono trovare lungo i percorsi della memoria. Un ultimo gesto di amore e di tenerezza da donare a ragazzi che non hanno avuto la possibilità di vivere una vita di pace e serenità. La camminata ci porta inevitabilmente alla visualizzazione dei grandi campi di battaglia, sul Monte Chiesa e Cima Caldiera, occupata dagli alpini durante la controffensiva italiana tra l'estate e l'autunno del 1917. Più a est le Melette, in comune di Foggia, il quale fu teatro di alcune tra le più cruenti battaglie combattute sull'altopiano di Asiago nel corso dell'intero conflitto. Visitando i vari insediamenti possiamo ammirare lo Zebio, che divenne il caposaldo della resistenza austriaca, un complesso reticolato di trincee, gallerie e posizioni in caverna ancora oggi ben conservato e visitabile. A quota 2061 è posto il memoriale del 17° reggimento sloveno di Lubiana, che fu schierato lassù sul Monte Chiesa nel giugno del 1916. Proseguendo da ovest verso est ci troviamo a quota 2000 sul forte Lisser, il quale domina tutta la cittadina di Enego. Il forte faceva parte dello sbarramento del canale di Brenta. Tributiamo al manufatto un valore architettonico notevole, come notevole è la modernità di questa opera corazzata. Va testimoniato il fatto che all'interno dell'edificio sono chiari i segni di depredazioni causate dall'uomo negli anni 60 e 70. Da Forte Lisser, tornando ad Enego in direzione della Valsugana all'altezza del 10° tornante, troviamo il fortino Col d'Arco. Costruito nel 1910 per finalizzare il progetto nell'ambito dello sbarramento Brenta-Cismon, il forte è costituito da una galleria di circa 300 metri, interamente scavata nella roccia. Tale galleria dà l'accesso ad altre 5 mini gallerie che si affacciano direttamente sulla Valsugana. Grazie ad una trincea a sinistra dell'ingresso, la batteria era collegata all'edificio del comando. La visuale che offre il fortino Col d'Arco bene rappresenta la linea di confine e gli sbarramenti che chiudevano l'arteria della Valsugana. Prima di concludere questa passeggiata della memoria, non si può fare a meno di visitare il tempio ossario di Bassano del Grappa.
il quale raccoglie 5.404 soldati feriti e poi morti presso i 46 ospedali da campo sparsi su tutta la pedemontana. A pochi metri dal Tempio Ossario, girando lo sguardo più a nord, si può ammirare il Ponte Vecchio di Bassano, il quale venne ribattezzato il 3 ottobre del 1948 con il nome Ponte degli Alpini, dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, in occasione del 60° anniversario della ricostruzione del Ponte Palladiano. Inevitabilmente il nostro viaggio della memoria non può concludersi se non visitiamo il Monte Grappa, monte questo sacro alla patria, dove si trova il sacrario militare di Cima Grappa, il quale ospita le spoglie di oltre 23.000 caduti italiani. Fra le numerose tombe vi è anche quella del maresciallo d'Italia generale Gaetano Giardino, comandante dell'armata del Grappa. Un'ala del sacrario ospita circa 11.000 soldati austro-ungarici. Tra questi desta una particolare curiosità, il soldato Peter Pan, avvolta da un mistero dai risvolti fiabeschi. Nel sacrario militare di Cima Grappa riposano soldati di differenti fazioni, uniti oggi nella pace del riposo, quella pace combattuta di cui oggi noi godiamo. Il massiccio del Grappa ospita il Museo della Caserma Milano, il corpo principale durante il conflitto mondiale, che oggi ospita un museo di interesse mondiale, ricco di reperti e vestigia recuperate sul massiccio. Inoltre il museo è arricchito da reperti frutto di donazioni private. Pregevole la Galleria Vittorio Emanuele e la Madonnina del Grappa, del fondatore Don Giulio Facibeni. Per chi volesse concludere questa passeggiata della memoria con spirito pellegrino, ma anche con interesse turistico, può percorrere la strada del Colcaprile che porta in località Finestron, Colmoschin e Colli Alti, sotto i comuni di San Nazario e Solagna, dove è facile visitare gli insediamenti dei soldati, i quali utilizzavano delle pozze per soddisfare le esigenze idriche attraverso il riempimento delle stesse con la neve caduta d'inverno, serbatoi che supplivano alla mancanza di acqua del massiccio del Grappa. Proprio in località Colli Alti, presso l'albergo San Giovanni, si può ammirare uno dei più straordinari musei. Anche in questo caso i cimeli, le divise, pezzi di artiglierie bene rappresentano i momenti della Grande Guerra. Da qui ci si addentra nello scenario della Grande Guerra, percorrendo le trincee e gallerie a gradoni scavate nella roccia, che proteggevano i nostri soldati fino a controllare gli avamposti di controllo delle truppe. Luoghi questi che contengono un forte impatto emotivo e fanno gustare panorami sensazionali, come quella tra il Verena e l'altopiano di Asiago, una finestra affacciata sul ghiacciaio dell'Adamello. Può accadere di scorgere delle immagini religiose scolpite naturalmente nella roccia, quasi a testimonianza delle preghiere dei nostri soldati rivolte a se stessi e alle loro famiglie, immagini profonde, delicate. I campi di battaglia del Monte Asolone, ultimo avamposto a difesa della distesa veneta. Decisamente apprezzabile il Museo della Grande Guerra, situato in baita Monte Asolone, in Val de Agiara, dove all'interno si possono ammirare reperti bellici, minuterie in dotazione ai soldati ed equipaggiamenti custoditi con particolare attenzione. In tutti i campi di battaglia, come questo del Monte Asolone, si possono facilmente notare delle costellazioni di crateri generati dalle granate, un susseguirsi di esplosioni che andavano a coprire le buche precedenti, creandone di nuove, una immagine fotografica che immortala l'ultimo istante di guerra. Dopo pochi metri, raggiungendo la cima del Monte Asolone, ai piedi della croce, potrete estrarre il libro delle considerazioni e dedicare un pensiero a quei soldati che hanno combattuto una guerra per difendere la nostra patria dall'invasione austriaca.
consegnandoci ieri come oggi il bene più prezioso, la libertà. Giornata stupenda. Le buche di Granata sono colme di delicati fiori. Basta con le guerre. La natura ci insegna la pace.